Capodanno è alle porte e la notte più lunga e sveglia dell'anno si avvicina ad essere vissuta. Tra luci colorate, lustrini e buon cibo sarà anche quest'anno la serata più bella e gioiosa e ricca di buoni propositi. Un momento per fare bilanci e guardare con attenzione a ciò che nel quasi trascorso 2023 sia da abbandonare, secondo un'antica usanza tutta italiana che vedeva fino a qualche tempo fa, ma fortunatamente adesso c'è l'indifferenziata, lanciare dai balconi oggetti vecchi proprio per salutare il nuovo anno con uno sguardo mirato a ciò che di nuovo e bello ci si attende. E anche quest'anno tavole imbandite con mise en place organizzate di tutto punto, menu tipici dove non mancheranno i piatti beneaugurali come cotechino e lenticchie, ma anche uva e melograno saranno chicchi di augurio alla prosperità e poi per chiudere panettoni e pandoro. Tutto da vivere in abiti eleganti e paillette, indossando qualcosa di rosso, trucco e parrucco delle grandi occasioni, balli e musiche caraibiche perché il nuovo anno possa trovare chiunque nella migliore forma e umore possibili. E fin qui è una notte di San Silvestro, poi c'è quella di tanti volontari che scelgono di distribuire pasti ai meno abbienti, fare compagnia ad anziani soli, recarsi ad allietare una casa di riposo, stare con i degenti piccoli e grandi di strutture ospedaliere che lo consentano, insomma una notte di festa per la quale non servono lustrini e paillette, non cibi particolari e rituali da osservare, una notte in cui lontani dalla baldoria c'è gente pronta a donare amore e solidarietà, dedizione ed altruismo, probabilmente la vera essenza di una festa, ciò che diventa fondamentale perché tutti, in una società delle disuguaglianze, possano godere di quei diritti umani che sono prerogative di ciascuno e che diventano l'augurio di buon 2024 della nostra redazione.